Beh, vedi, a volte invidio il posto di CP perché dal posto di CP, cavolo, hai il finestrone e anche i vetri davanti, oltre che questa qua laterale sinistra, no? Quindi sì, hai una bella visuale, hai più spazio. Certo, diciamo, sta parte di camper, perdona che adesso è scurissimo, vedi, tutta questa parte qui, esteticamente parlando, per me è un obbrobrio, cioè stacca completamente dal tipo di arredamento e comunque anche se uno dovesse tralasciare il discorso che stacca, veramente a me non piace. Come ti ho già detto, adesso risolverò intanto facendo sta porta qua bianca e marrone e vedrò di metterci un qualcosa, le mensolette in legno di questo legno qua con delle edere che cadono e fare qualcosa di carino. E forse anche qua mettere delle mensolette era carino farle. Delle sorte di mensolette, guarda, farle fare dal falegname un giorno o imparare a tagliare il legno, vedi, e te le fai da qua una piccola, qua una più grande, cioè che prende dal nero fino all'angolo, qua un'altra più grande, cioè sarebbe molto più carino, no? Più metti anche la roba senza attaccare i pizzi che quando corri sbatte a destra e a sinistra. E appunti di camper, appunti camperisti, quindi questa cosa interessa solamente, diciamo, i camperisti, il discorso energia. Oggi è stata una bellissima giornata di sole, nonostante siamo appunto a metà gennaio, il che significa che nonostante io abbia messo a ricaricare il drone, tutte le batterie, tutte le mie cosette, adesso mi ritrovo con la batteria a 13, ma 13 sono quasi reali, probabilmente a 12,9. Questo perché? Perché sta caricando praticamente niente, 0,1, perché ormai il sole sta tramontando, perché tu sai che quando carica il valore della batteria non è quello reale, ma è quello percepito, diciamo, dalla carica. Idem se stai consumando, cioè se adesso attacchiamo qualcosa, tante robe, possiamo arrivare a 12,5 ad esempio, ma non è che siamo a 12,5, poi scolleghi quelle robe e ritorni a 13, insomma, oppure se le hai consumate per tanto tempo a 12,9. Quindi quando io dico dei pannelli, il problema, diciamo, di mantenere un camper con i pannelli solari, perché qua tutti si illudono sempre piastra a induzione, frigo a compressore, webasto, qua e là, il zingaro si riferisce, te lo ripete, a quando ci sono le giornate di nuvolo. È lì che è il problema, non quando c'è sole. Quando c'è sole e non è un modo di dire, non è una cosa, una sbruffonata. Puoi vivere tranquillamente con un pannello da 60. Dico questo perché io ci ho passato più di un anno a viverci dentro tutti i giorni con un pannello da 60. Ovviamente i problemi poi ce li ho avuti d'inverno. Problemi magari perché, vabbè, nonostante tutte le mie strategie di economizzare l'energia, comunque io usavo il computer, dovevo caricare le mie macchinette, il telefonino e tutte quelle cose lì, quindi insomma sì, Zinga non consuma elettricità di stufa, di frigo, eccetera, eccetera, però zingano anche tutte le sue robe zingane ai touch. E tra le cose zingane di Zingano, guarda cosa c'è, questo tramonto bellissimo. A vederlo alla porta. Dove abito oggi? No, non abito mai perché mi sarò sempre dentro. Dai, dove avrei dovuto abitare oggi? Ui, acá. Bello, proprio una palla di fuoco rossa, bellissimo. Wow, andiamo a vedere qua. Permesso, Flora. Wow, bellissimo. Cioè, questo è il mio giardino, ragazzo. Il mio giardino di oggi, fantastico. E il risveglio di domani mattina, niente male. E qui c'hai la casa di Zingano. Vedi, proprio in riva, cioè in riva, insomma, c'è anche la spiaggia, non è che posso fargli togliere la spiaggia perché devo dire che sto in riva al mare. Aspetta che c'è un individuo losco là. Vediamo, no, se un nonno devo farsi a camminata. CP, ti piace il giardino? Guarda che roba, eh? Sti CP moderni che non ti rispondono. Guarda, sprotona là. Bene, io adesso mi metto qua a fare 2 foto al tramonto che non potrò consultare né editare perché non ho Scarface. E quindi oggi, dato che non posso essere produttivo in alcun modo, mi metterò a leggermi Seneca, mi metto là nel mio camperino a leggere il libretto, mi accendo la stufetta e via. Che è anche un peccato perché avevo proprio quella voglia di fare oggi, di fare i miei discorsi dei siti. Oh, Italia, sì, saltando da un spezzone all'altro. Test per il risveglio di domani mattina. Vediamo. Oh sì, buongiorno Italia. Sì, ci stiamo.
Ecco qua, cioè, provo a immaginare, svegliarsi e trovarsi con sta roba qua. Ma chi te lo fa fare? Porca troia. Laghi, montagne, bosche, ma a volte anche città, cioè, voglio dire, belle città illuminate, magari sotto Natale, no? Ah, e tu scegli sempre dove abitare. È fantastica sta roba. A volte penso se potevo farla prima, ma in realtà no, perché secondo me devi sempre assaporare, no, il dolce per scoprire il salato o viceversa. È uguale anche la vita in camper, cioè prima di romperti i coglioni a farti una casa, a sbatterti, a star là con l'acqua alla gola, non ce la fai pagare le bollette, finanziamenti, macchine, revisioni, bollette, cioè bolli, mega assicurazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E dopo puoi apprezzarti ste robe, cioè un po' come il libro di Walden, cioè io lo abolirei nelle scuole e dopo che va letto. Memo, due punti, una mia piccola riflessione che stavo facendo con me stesso sul benefici e malefici dell'alimentazione, ma di tutti anche gli stili di vita, proprio in generale, no? Secondo me, il mangiare porcheria, bere, fumare non fa niente, così come non fa niente il mangiare sano. E tu già rizzi le orecchie, dici ma che cazzo dice questo? Secondo me ciò che influenza il tutto è l'abitudine, ossia il tuo stile di vita. Se tu hai uno stile di vita sano, poco cambia se una volta alla settimana, una volta al mese fai la giornata devasto, cioè mangi porcherie, bevi e fumi. Viceversa, se tu fai una vita che mangi porcherie tutti i giorni, bevi e fumi, fai una giornata sana, poco ti cambia. È appunto, come dico sempre, vedi, torna sempre l'equilibrio, no? Che noi dobbiamo cercare. Quindi per equilibrio si intende una sorta di buona via di mezzo che noi dobbiamo riuscire a ottenere. Questo in tutte le cose. A me è venuta adesso in mente con l'alimentazione, no? Perché vedo che in questi giorni sto bene, effettivamente noto anche quando faccio la pipì è sempre chiara e tutte quelle cose lì, però poi anche penso, sì ok, e se domani ricomincio a far tutto come prima, cioè siamo appunto a capo. Quindi dal tanto bene o dal tanto male c'è da trovare quel giusto equilibrio che ti dia tutte quelle entrate benefiche, ma che lasci anche spazio magari a quella piccola percentuale di pattume che ogni tanto io dico sicuramente blasfemicamente sbagliando è un po' il cibo dell'anima, nel senso è ciò che in qualche modo comunque ti appare, è una specie di carezza che ti dai ogni tanto, no? C'è anche mangiarsi la cioccolata, bere il caffè, la pizza, la pasta, tutte quelle cose lì. Insomma, quando sei felice comunque tutto il corpo ne risente dopo, no? Dopo ovviamente si sa che non puoi vivere di questi vizi, di questa se continuata apparente felicità, no? Sono convinto che per molte persone questi discorsi possono non avere né capo né coda, non perché sono sciocchi, non ci arrivano, eccetera, no, ma perché quando io parlo erroneamente, effettivamente mi poggio su delle basi. Pertanto questo mio parlare è un rafforzare quelle teorie, o è meglio un riassumerle, un sintetizzarle. E quindi chi può avere la conoscenza, diciamo, non per merito, ma per fortuna, perché ha letto certi testi o perché ha già affrontato certi tipi di ragionamenti, mi può anche capire e dire sì, ok, brutta faccia da zingaro, posso essere anche d'accordo con te. Altri invece, giustamente, guarda che se sono sincero, giustamente possono dire ma questo è anche uno spostato, proprio perché passami il termine, non sanno di cosa stiamo parlando. Poi io cerco sempre di essere più gentile e generoso possibile con le parole, ossia tento di farmi capire da più persone possibile, questo significa essere gentili e generosi con le parole. Però è anche vero che non sono un oratore, non ho studiato psicologia, quindi capisci, apprezza un po' questa sincerità e comunque confida nel fatto che, come ho già citato più volte, questi sassolini, no, che ti vedi arrivare piano piano
ti porteranno a qualcosa, proprio perché entrano inconsciamente, involutamente nei tuoi ricordi. Poi quando acquisirai altre conoscenze, altre formule di pensiero, altri modi di pensare, questi sassolini che tu non sai che sono rimasti ti torneranno utili. Psicologia junghiana delle 19:40 che stavamo leggendo Seneca. Di Seneca ciò che trovo più interessante sono queste lettere, questi trattati, ma comunque sotto forma di lettere in quanto rivolte a terzi o a parenti, amici o comunque a una cerchia di persone in particolare, dove lui tratta i vari argomenti, i vari dubbi esistenziali dell'uomo. Se il traduttore dal latino all'italiano moderno è stato magnanimo, il tutto sarà anche di facilissima lettura, non di meno un testo veramente molto molto importante, che io ti consiglio vivamente. Sì, Seneca è tra le mie letture preferite. Ma stasera, più che questa, oltre questa riflessione, diciamo che mi è venuta andando a pisciare, quindi insomma è stato un po' un piccolo fulmine, diciamo, no? Ecco, una vampata di idee, diciamo, no? Che prende, viene e se ne va. Ma ciò che invece ha catturato un po' la mia attenzione questa sera, no? Questi miei momenti che dedico all'introspezione, all'autoanalisi, no, delle mie psicologie o patologie psicologiche, chiamale come vuoi, c'è la libertà intesa in questa volta come il non far niente, no? Cioè il tanto menzionato, usannato, non far niente, ah come vorrei star lì e non far niente dalla mattina alla sera. È un po' come la storiella dell'isola deserta, no? Sai quando vedi quelle spiagge caraibiche in quelle piccole isolette, no? Che girano su Facebook, no? Ste foto e tutti, ah, cosa darei per essere lì? E io ci ho ragionato, io ho detto, ma in realtà col cazzo, cioè io mi rompo le balle dopo una giornata là, cioè è una tortura, è una cella di isolamento, di lusso, ma è una cella di isolamento. Un po' anche tutto questo tempo che tu hai a disposizione. Ho imparato che il non far niente, almeno per me, o probabilmente per altre persone che si rispecchiano con questa mia reazione al nulla facentismo, è una tortura cinese, cioè come puoi pensare di star lì a far niente, a crogiolarti del far niente, che il niente è niente, cioè bisogna porre un attimo un paletto, un po' di attenzione alla differenza tra il tempo libero e non fare un cazzo, perché porca miseria, io capisco sì il riposarsi, ma il riposarsi magari tu lo puoi anelare da una situazione di stress, di lavoro, di iperattività, ma una volta che ci sei dentro, io credo che non tutti siano capaci di star veramente senza far niente dalla mattina alla sera per più di un giorno. Diverso poi è se questo tempo tu lo investi ad esempio in delle letture o se sei un pittore nella pittura, nella musica o nella fotografia o nei rapporti sociali o qualsiasi altra cosa, ma allora vedi è diverso l'avere tempo a disposizione per fare ciò che realmente ti piace e non fare un cazzo di niente. Attenzione, io non prendo mai di mira nessuno, io parlo sempre del peccato e non del peccatore. Il peccato in questo discorso sostanzialmente è un po' l'illusione, no? La falsa pubblicità che ci passa di questi post, questi posti caraibici, di quello che si gratta i coglioni dalla mattina alla sera, ma ne avrà due palle piene anche quello, probabilmente è per quello che se le gratta, non perché non sa cosa fare. Ed io in questi giorni, e qui ritorna al discorso dell'auto analisi, dell'introspezione, no? Mi stavo un po' preoccupando, un po' andando in ansia, no? Di questo far niente, soprattutto adesso che anche sono senza Scarface, cioè voglio dire, cioè, mi sono state tolte delle mie abitudini e sono
stato messo in uno spazio vuoto da riempire. È una cosa a cui non si è abituati, perché finché lavori sei iperstressato, eccetera, il minimo minuto d'aria che hai a disposizione, allora è fantastico, io lo vorrei per sempre, no? È un po' come se sei in galera, l'ora d'aria, no? Ah, che bello qua, là. Beh, quello fosse un discorso diverso. Ok, esempio del cazzo, taglia via quello della galera, ma tieni buono l'altro. E quindi io lo risolvo innanzitutto pensando un po' anche al futuro, ossia non è che starò sempre senza fare un cazzo, io comunque dovrò fare i siti, dovrò preparare il computer, questo e quell'altro, e contemporaneamente osservo anche come nel mio corpo entra a far parte del tutto l'abitudine di questo tempo a disposizione, di questo nuovo modo di vivere, no? Perché anche qui c'è stato un cambiamento, no? Quindi dal non avere il tempo, ad avere il tempo sempre occupato, sempre pianificato, al fatto di dover creartelo questo tuo tempo, cioè tu hai del vuoto e delle possibilità e sei tu l'artefice di ciò che poi dentro vi dipingerai. E ora sì, è tutto molto più sereno, anche perché tutta questa cosa, no, che io avevo organizzato, di questo zingaraggio, no, di questa vita, no, che vedi adesso pian piano sta iniziando a prendere forma, è sempre stata studiata con un minimo di testa, ossia ricercando quell'equilibrio di cui spesso vado a parlare. Per equilibrio cosa si intende? Partiamo a vivere, ok, su sto camper, ma con un camper che ti permetta la vita in camper. Ok, mettiamoci, proviamo a fare i siti internet, proviamo a metterci in proprio questo e quell'altro, cioè facciamo questa nuova grande avventura, questo nuovo grande passo che per chi non è abituato ti assicuro che è veramente un grande passo, ma con un tot di soldini che prima ho risparmiato in banca, quindi capisci. In più l'equilibrio si rovescia anche nel lato dell'aspetto psicologico, ossia, ok, abbiamo studiato il tutto, no? Con questa bella bilancia che ti fa sembrare la guerra facile, però abbiamo anche il piano di riserva, non la ritirata, ma il piano di riserva che consiste, ok, qualsiasi cosa qua dovesse andare male, torno alla vita di prima, cioè mi trovo un altro lavoro, sempre restando in camper, ma mi trovo un altro lavoro.